benvenuti a Noi Chiesa, la nostra trasmissione dedicata alla vita della diocesi di Chiavari, che questa settimana inizia con le celebrazioni della Pasqua. In particolare iniziamo proprio dai riti pasquali. Il Vescovo ha celebrato la Santa Messa della Notte e la liturgia pontificale nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto, e la mattina di Pasqua ha celebrato la Santa Messa nei locali dell'ospedale di Lavagna. La sua riflessione si è concentrata sul segno più evidente della resurrezione, che è l'amore. Cristo, luce del mondo, rendiamo grazie a Dio. Nella veglia di tutte le veglie, scandita dal rito del fuoco e dalla luce portata nel mondo da Gesù risorto, è il Vangelo di Matteo a narrare quanto accadde all'alba del primo giorno dopo il sabato. Un grande terremoto scosse la terra, che non è stata in grado di inghiottire il corpo di Cristo. A sottolineare questo aspetto il vescovo Giampio De Vasini, che nella cattedrale di Chiavari ha presieduto il rito. Non saranno capaci tutte le ideologie che gli uomini costruiranno nell'arco del tempo. Non sono capaci le forze, a volte violente, della cultura dominante, quella forza che ci fa dire che non c'è niente da sperare per la vita, o quella forza che ci fa dire che siamo soltanto delle macchine o qualcuno che deve far girare l'economia. Il secondo aspetto evidenziato dal vescovo è l'esortazione dell'angelo alle donne a non avere paura. La morte è a tempo, Gesù è risorto e noi con lui. Non è stato inghiottito né dalla terra né dalla cultura degli uomini, e noi risorgiamo con lui. Il segno decisivo è l'amore. Senza l'esperienza di essere amati dal Signore, nessuna prova sarà mai sufficiente per credere. Un concetto ripreso nella messa del giorno di Pasqua celebrata da Monsignor De Vasini nella cappella dell'ospedale di Lavagna. La nostra fede nel risorto, ha spiegato il vescovo, si fonda sì sulla testimonianza degli apostoli, ma soprattutto sull'esperienza di essere amati da Dio. Il segno più grande, più importante, più eloquente della resurrezione di Gesù è una Chiesa che con tutti i suoi limiti testimonia l'amore di Dio. Allora diventa segno del risorto, segno credibile del risorto. Vige però la regola ferrea del dono: o è ridonato o muore. Siamo chiamati a ridonare il dono, siamo chiamati a ridonare l'amore ricevuto. In questo modo anche noi diventeremo testimoni credibili del Signore risorto. E ora andiamo a Rapallo, ed in particolare nella località di San Michele di Pagana, dove, come sapete, c'è la sede dell'Anfas Villa Gimelli. Il vescovo ha celebrato la Santa Messa di Pasqua per gli ospiti della struttura e per i loro familiari, e anche in questo caso ha dedicato la sua riflessione al segno dell'amore che concretizza in maniera palpabile nell'esistenza delle persone la resurrezione di Cristo. Un messaggio particolarmente significativo per gli ospiti di questa struttura, che ha al suo interno un centro residenziale e un centro diurno per circa 60 persone ospitate quotidianamente. Vediamo. Entrare nella rete del terzo settore non è solo un passaggio burocratico, lo sanno bene le associazioni che già ne fanno parte. Significa allargare lo sguardo, progettare i passi verso il futuro, cercare collaborazioni e fare rete sul territorio. Da pochi giorni anche Anfas Villa Gimelli ha completato questo percorso. Sapete che sul terzo settore c'è stato e c'è tutto un percorso che noi abbiamo completato. Questo ci permette di affrontare il futuro e le progettualità del futuro anche con una visione più ampia, più diretta, migliore. Anfas ha idealmente celebrato questo passaggio ricevendo il vescovo di Chiavari Giampio De Vasini per un appuntamento che è tradizionale, la celebrazione della messa in occasione della Pasqua. Questo per noi, per i nostri ragazzi è fondamentale. Non ci si immagina quanto le nostre persone che vivono qua con noi
o che vivono le nostre famiglie, che vengono qua al giorno, perché abbiamo entrambi i servizi, aspettino questo momento, che credo che sia, e l'ho sentiti, visti emozionati proprio anche loro, una cosa in famiglia, come ho detto prima, ma come ripeto adesso. Il vescovo ha celebrato la messa nella sede della struttura, che è casa per 36 persone e punto di ritrovo e di attività per altre 20. Ha concelebrato la liturgia il parroco di San Michele di Pagana, Don Paolo Zanandreis. Non è mancato il saluto di Regione Liguria, rappresentata dal consigliere Giovanni Boitano, del comune di Rapallo, con la sindaca Elisabetta Ricci, il presidente del consiglio comunale Mentore Campodonico e il consigliere Pier Giorgio Brigati, e del comune di Zoagli con il sindaco Fabio De Ponti. Monsignor De Vasini ha descritto il corpo di Gesù risorto, un corpo reale che parla della resurrezione per ciascuno dei credenti e dell'annuncio del dono della pace che si compie, ha sottolineato, quando si accoglie la presenza di Cristo nell'esistenza, e ha voluto mettere in luce la gioia che traspare quando l'incontro con Gesù è autentico. La nostra fede nella resurrezione di Gesù certamente si fonda sulla testimonianza degli apostoli, che hanno visto la pietra rotolata via, che hanno visto i teli posti per terra, il sudario avvolto in un luogo a parte, che lo hanno incontrato risorto, ma la nostra fede nella resurrezione di Gesù si fonda soprattutto sull'esperienza dell'essere amati da Lui. La gioia dell'amore è quella che sperimentano gli ospiti di questa struttura, sostenuta per anni con straordinario impegno da Rosina Zandano, un'opera che offre una risposta essenziale alle famiglie e al territorio nell'accompagnamento di persone con disabilità, anche attraverso l'attività ambulatoriale. Noi abbiamo una nostra residenzialità, con 38 posti praticamente, di cui sono 36 sono occupati, perciò diamo una risposta al territorio sulla residenzialità molto ampia, e tutte le famiglie, le persone sono contente di essere qui con noi. Abbiamo un 101 che funziona bene e che ha una ventina di persone che frequentano di giorno. Abbiamo un ambulatorio, io questo metterei un accento particolare. Abbiamo un ambulatorio giù a San Michele di Pagana, con una tante strutture, questo è Villa Gimelli, San Michele e Via Gatorno, dove è un ambulatorio per i piccoli, per i bambini, dove praticamente frequentano il nostro centro più di 60 bambini. C'è una richiesta fortissima, come tanti di voi sanno, o come si legge anche sulla stampa e non solo, perché i problemi dello spettro autistico hanno accentuato la richiesta di interventi riabilitativi, e noi forniamo presso questo nostro ambulatorio quanto richiestoci. Tutte le nostre strutture sono convenzionate con la ASL e con la Regione, logicamente, in regime di accreditamento, e poi fatichiamo, perché il momento è veramente pesante per tutti, per le nostre famiglie e le famiglie normali, proprio per la vita se stessa, ma il nostro settore, il cosiddetto terzo settore, in questo momento sta veramente faticando. Speriamo che le cose migliorino, ci contiamo, perché sennò veramente si fa complicata la situazione. Ma io ho fiducia che si possano raggiungere quella convivenza con la criticità che ci ha sempre caratterizzato, perché noi abbiamo sempre vissuto di finanza derivata, pertanto tanto ci danno e tanto spendiamo, ma comunque perlomeno da poter andare avanti. Ce la metteremo tutta, io, il mio consiglio direttivo, che ringrazio, tutti gli operatori e collaboratori che ringrazio, perché poi sono loro che sono a contatto con le nostre persone quotidianamente, e i nostri ragazzi e le nostre famiglie, che sono lo scopo di essere qua a parlare oggi. E un segno dell'amore è la testimonianza di fraternità che la diocesi di Chiavari, attraverso Caritas, porta alle persone segnate dalla guerra in Libano. In particolare la nostra diocesi sostiene il servizio per i migranti e i rifugiati della parrocchia dei Gesuiti di Beirut.
C'è un torrente sotterraneo di fraternità che attraversa l'Europa e arriva al Medio Oriente. Attraverso Caritas, la diocesi di Chiavari sostiene il servizio di accoglienza di persone sfollate e migranti attivato nella parrocchia dei Gesuiti a Beirut, in Libano. È un Dio che ci dice che siamo fatti per rinascere ed è un'esperienza che dobbiamo fare continuamente nella nostra vita. E credo che non possiamo celebrare la nostra rinascita se non celebriamo le rinascite di tutti i nostri fratelli e sorelle, anche più lontani. La chiesa di San Giuseppe si trova nel centro della città di Beirut. Ospita da anni un centro per migranti e lavoratori stranieri. In questo tempo di crisi, da quando sono iniziati i raid israeliani, offre rifugio a persone sfollate. In questi ultimi tempi, a causa della guerra, la parrocchia è diventata uno spazio per accogliere le persone che hanno perso casa, che sono state sfollate, e in particolare le persone migranti, gli stranieri che lavorano a Beirut. La Chiesa ha aperto le porte e dona beni di prima necessità a tutte queste persone. Ed è, credo, un bel messaggio di quello che il Vangelo ci chiede di fare, anche in un momento buio come la guerra e i bombardamenti. Tornare alla base del Vangelo, dare da mangiare agli affamati, da bere a chi ha sete e accogliere lo straniero. Caritas diocesana di Chiavari negli ultimi anni ha alimentato quel torrente sotterraneo di speranza che dalla Liguria arriva fino a Beirut. La Caritas negli ultimi anni ha sempre tenuto un filo di aiuto e di testimonianza con questo progetto e siamo molto grati. E vorremmo invitare anche prossimamente Padre Daniel, che è il parroco della parrocchia di St. Joseph, per una testimonianza, per raccontare e creare un legame tra Beirut e la nostra diocesi, affinché non sia soltanto un sostegno materiale, ma anche un segno di comunione, essere vicini ai fratelli e alle sorelle che in questo momento sotto i bombardamenti vivono una Pasqua molto sofferente. Il legame di Caritas con i Gesuiti è un segno che testimonia la fraternità di tutta la diocesi. Caritas ha proprio nel suo cuore, nel suo essere, la parola ascolto, ancora prima del fare. Ecco, questo legame con chi? Con degli amici, dei fratelli che si occupano, ecco, di popoli, di storie, di terre ferite dove noi non siamo. Ecco, però ascoltare loro vuol dire ascoltare queste storie ferite, a volte distrutte. È per noi importante, perché ascoltare, come lo vediamo quotidianamente nei nostri servizi, vuol dire riconoscere l'altro, riconoscere che esiste e ascoltare e perché l'altro possa raccontare la sua storia, i suoi dolori, le sue speranze, è motivo appunto di speranza per tutti. Allora, questo esercizio che nel nostro piccolo, con i nostri limiti, facciamo ogni giorno qui nella nostra terra, ecco, simbolicamente lo vogliamo fare anche con questi nostri amici, ascoltare loro e ascoltare questi popoli. Non siamo vicini fisicamente, ma ecco, credo nell'orizzonte di senso e dico anche della sollecitudine e della cura, ecco, vogliamo attraverso questo gesto concreto che la Chiesa di Chiavari fa, attraverso un gesto anche di un aiuto economico, dire questo, che o rinasciamo tutti insieme o non rinasciamo. E questo è un po' il desiderio che come Caritas vorremmo condividere appunto con tutta la comunità cristiana che è in Chiavari. Ora facciamo un passo indietro e torniamo, come detto, alle celebrazioni della Pasqua. Nella successione dei nostri servizi vi proponiamo le riflessioni che il Vescovo ha pronunciato in occasione della Messa Crismale il mercoledì santo nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto. Parleremo poi della celebrazione in Cena Domini che il Vescovo ha presieduto all'interno della casa di reclusione di Chiavari. Poi andremo a Sestri Levante, che quest'anno ha ospitato la tradizionale Via Crucis della mattina del Venerdì Santo, Via Crucis preparata dall'Azione Cattolica Ragazzi. E infine torneremo a Chiavari, ma andremo nel quartiere di San Pier di Canne, dove quest'anno si è svolta la Via Crucis cittadina chiavarese. Nazareth. È proprio lì che siamo chiamati a prendere il rotolo del Vangelo.
Ripartire da Nazareth, dalla quotidianità apparentemente banale di quella che può essere una parrocchia come tante, nella sfida di vivere in prima persona il Vangelo. Lo ha chiesto Monsignor De Vasini al presbiterio della diocesi di Chiavari durante la Santa Messa Crismale del mercoledì santo. Il vescovo, riprendendo le parole del profeta Isaia, ha esortato i sacerdoti a ritrovare lo slancio dell'ordinazione, evitando il rischio di un ormeggio permanente nelle frustrazioni o nei risentimenti. Nei tempi difficili e incerti che il mondo sta attraversando, e con esso la Chiesa e la famiglia umana, tempi di smarrimento, di grande solitudine e di dolore, Monsignor De Vasini ha indicato 3 occasioni per riaprire le vele allo Spirito del Signore, per trasformare la stanchezza in speranza e portare l'olio della letizia alla comunità. La prima è riscoprire l'ascolto della parola, ridare centralità al Vangelo nella vita quotidiana, non solo come annuncio per gli altri, ma come cammino di conversione personale. Siamo ciechi che hanno bisogno di guarigione quando vediamo nemici ovunque. Siamo prigionieri che hanno bisogno di liberazione quando ci arrocchiamo in ideologie o posizioni immutabili. Anche noi possiamo ancora crescere nella fede. La seconda occasione indicata da Monsignor De Vasini è la dimensione comunitaria, il richiamo alla fraternità presbiterale. Un presbitero da solo non esiste, ha scandito il vescovo, chiedendo gesti concreti di cura e stima reciproca tra i confratelli. Infine, la quotidianità di Nazareth, la terza occasione, l'invito a vivere il ministero nella realtà ordinaria delle parrocchie, senza attendere modelli ideali di chiesa, ma riconoscendo l'azione dello Spirito nella fragilità di ogni giorno. Nazareth, qui, ora, adesso. Possiamo vivere il Vangelo, il lieto annuncio che sorprende perché abita proprio la normalità dell'esistenza umana, la nostra vita di tutti i giorni, la nostra Chiesa così ordinaria, nella quale però ci è capitato e capiterà ancora di affermare con profonda convinzione e lieta certezza: lo Spirito del Signore è su di me. All'inizio del Triduo Pasquale il Vescovo ha celebrato la messa nella casa di reclusione di Chiavari. Le persone recluse che hanno partecipato attendevano questo momento di preghiera e condivisione, nei giorni prima vivendolo nella condivisione delle pagine di Vangelo del tempo di Quaresima. Un momento bello, prezioso, un momento vissuto e partecipato in modo intenso sia dal Vescovo, dai sacerdoti che hanno concelebrato con lui, sia dai detenuti che hanno partecipato, le persone detenute, e anche da buona parte del personale, perché era presente il comandante, diversi agenti o ispettori della polizia e poi anche l'educatrice, la psicologa e i volontari, chiaramente gli assistenti volontari e i volontari della Caritas che sono entrati nell'occasione. Il periodo pasquale con il suo messaggio è più vivo e attuale che mai per le persone che vivono la reclusione, un desiderio di ripartire verso il meglio, anche se tante volte la speranza manca o è poca. È uscito molto chiaramente oggi nell'omelia dialogata tra il Vescovo e le persone detenute e i volontari che il bene condiviso è qualcosa che ti aiuta dentro e fuori, come fuori, alla stessa maniera. E questo è un segno molto prezioso, perché se le persone che escono dal periodo detentivo non trovano qualcuno che concretamente dà la possibilità di cambiare vita, e cioè percorrere strade di bene, è difficile poi riuscire a rialzarsi, cioè risorgere, quindi risorgere a una vita diversa. E quindi questo è importantissimo che ce lo riconsegniamo non a parole ma nei fatti. In occasione della messa del Giovedì Santo, il Vescovo De Vasini ha compiuto il rito della lavanda dei piedi con le persone recluse. Ha messo in atto questo gesto che, oltre a essere la Fractio Panis, cioè il condividere il corpo e il sangue di Gesù, anche il condividere il gesto di carità che Gesù ha voluto fare con i suoi discepoli, con i suoi apostoli. Al di là delle feste l'ha messo un appuntamento settimanale nella casa di reclusione di Chiavari. E quindi è un momento importante, perché è un momento di ascolto, di preghiera concreta, reale, vera, perché non viene nessuno per altri motivi, ma viene soltanto per pregare, per condividere, per ascoltare la parola di Dio, anche condividere quello che la parola di Dio suggerisce ad ognuno di noi nell'ascolto che facciamo comunitariamente.
Un invito a non essere indifferenti rispetto a quello che succede nel mondo, ma anche nei confronti di chi ti sta vicino. Questo è stato l'invito che si è sviluppato dal titolo della Via Crucis di ECR che si è svolta questa mattina a Sesti Levante. Come titolo innanzitutto abbiamo scelto Non metterti in mezzo, dove il non è stato sbarrato, perché lo scopo, diciamo, un po' della Via Crucis era quello di riflettere sul mettersi in mezzo, sull'esporsi, sul provare a dire la propria, perché sentiamo importante nel mondo di oggi che le persone capiscano l'importanza che anche la più piccola delle parole può essere utile per provare a cambiare le cose. Nel percorso della chiesa di Sant'Antonio e Ruderi di Santa Caterina anche l'invito a compiere un semplice gesto. Esatto, avevamo un foglietto bianco da un lato e nero dall'altro, i bambini, le persone che hanno partecipato l'hanno ricevuto piegato dalla parte scura, un po' per iniziare nelle oscurità che noi e che il mondo vive oggi, aiutati dalla figura di Nicodemo, che anche lui ha iniziato la sua storia, diciamo, nel buio della notte. Poi di tappa in tappa ne strappavamo un pezzo, un po' nel senso dell'andare controcorrente, quindi prendere un foglio e strapparne un pezzo è una cosa che solitamente si dice di non fare, poi per strappare le oscurità che ci avevamo scritto sopra, per poter poi arrivare alla fine, aprire questo foglietto e scoprire la luce della croce, all'interno del quale abbiamo scritto una frase del Vangelo che potesse portare luce alle persone che hanno partecipato. Tra le testimonianze ce n'era anche una direttamente dalla guerra. Ho cercato delle frasi, delle testimonianze che appunto potessero lasciare emergere il tema del buio, dell'oscurità, e quindi cercando cose magari un po' più leggere, diciamo, che potessero essere alla portata dei bambini, ma mescolandole con altre un po' più potenti, potremmo dire, così che anche gli adulti potessero sentirsi toccati. E quindi siamo andati in cerca appunto di cose più o meno forti, in maniera tale che tutti potessero avere qualcosa che li toccasse. Al termine è stato consegnato un segnalibro con una frase. Alla fine della Via Crucis abbiamo scelto di lasciare ai partecipanti dei segnalibri che sono stati fatti dall'associazione Still I Rise di Govoni, che opera nelle zone di guerra, cercando di costruire scuole in maniera tale che anche i bambini delle zone di guerra possano ricevere un'istruzione, possano crescere anche loro nella cultura. E inoltre abbiamo chiesto ai partecipanti di lasciare liberamente un'offerta per il clown Il Pimpa, che anche lui, facendo parte dell'associazione per far sorridere il cielo, opera nelle zone di guerra insieme ai bambini, cercando di portare un sorriso a bambini che purtroppo non riescono a vivere situazioni in cui è facile sorridere. È partita dalla chiesa di San Pier di Canne la Via Crucis cittadina di quest'anno, accompagnata dai canti e dalla preghiera e guidata dal vescovo di Chiavari Giampio De Vasini. La pace, Signore, a chi confida in te. Dona la pace, Signore. Un percorso breve vissuto in un clima di raccoglimento, il passaggio fino al viadotto dell'autostrada, poi dentro nella via delle case popolari fino al parco di Piazza Salvo d'Acquisto, dove i partecipanti hanno raccolto dei lumini che hanno poi portato sul piazzale della chiesa e li hanno posizionati intorno a una croce con la parola pace e i nomi delle parrocchie di Chiavari. Il vescovo ha ricordato le ultime parole di Gesù. A Dio affida l'estremo atto del perdono verso coloro che lo stanno uccidendo. Dolore e morte fanno parte dell'essere umano e Gesù vive questo e si presta ad intercedere per tutti, proprio tutti. Anche a quelli più infami tra noi e proclama non l'abbandono e il disprezzo nei confronti dei peccatori, reggendo su di sé anche il loro male più profondo. Un atto che è anche una lezione per i suoi seguaci. Sarebbero tentati di fare pensando ad esempio ai responsabili delle guerre fratricide in corso, scelta che potrebbe essere espressa con queste parole: Padre, non perdonarli, perché sanno bene quello che fanno. Sì, questi mercanti di morte sanno bene
di togliere la vita a migliaia di persone. Sanno bene di causare inenarrabili sofferenze. Sanno bene di distruggere case, scuole, ospedali, luoghi di lavoro e sanno bene di fare tutto questo in nome di ciechi profitti. E però questa tentazione, espressa, ripeto, dalle parole Padre, non perdonarli perché sanno bene quello che fanno, quando questa tentazione si affaccia e comprensibilmente si affaccia, non va assecondata, se vogliamo essere cristiani. E per non assecondarla occorre pensare a Gesù e a Stefano. C'è ancora posto per iscriversi al pellegrinaggio diocesano a Lourdes che si svolgerà dall'8 all'11 di maggio. Il pellegrinaggio è confermato e c'è un'interessante novità che riguarda i minori, in particolare i bambini di età compresa fra 0 e 16 anni, che potranno partecipare al pellegrinaggio gratis se accompagnati da un genitore o da uno dei nonni. Le iscrizioni si ricevono in curia il martedì e il giovedì dalle 10:30 alle 12. Con quale approccio iscriversi al pellegrinaggio a Lourdes? Ciascuno il proprio sicuramente, ed è bello e rispettoso che ognuno possa avere il proprio percorso, ma sicuramente quello che ci spinge è la bellezza, è riuscire a fiorire, a nutrire quell'intenzione più radicata dentro di noi, che è quella di essere finalmente noi stessi. Questo è il pellegrinaggio, questo che è il desiderio di tutte le mamme, vuoi che non lo voglia la Madonna. Siamo in un tempo anche di grandi incertezze che forse rallentano anche un po' il desiderio di viaggiare, di spostarsi. Ecco perché è importante mantenere vivo anche proprio il pellegrinaggio in quanto tale. Quello che mi dici mi aiuta tanto perché è un assist perfetto. Quello che impedisce di viaggiare è sempre la paura, l'accartocciarci, rinchiuderci noi stessi e questo avviene anche nella vita ordinaria. E il viaggio, il pellegrinaggio è una dimensione che traccia un po' il senso della vita, che è quella di andare incontro a tutti, a tutto, con mente e cuore aperti. C'è ancora possibilità di iscriversi al pellegrinaggio diocesano a Lourdes. Quali sono le modalità e c'è anche una novità che riguarda questa possibilità? Ma l'ufficio pellegrinaggi della diocesi si pone a servizio delle parrocchie e delle associazioni e quindi è proprio bello che riusciamo tutti insieme a viaggiare, a farci pellegrini a Lourdes, sia adulti che anche i ragazzi. Questa è la grandissima novità, che possono partecipare tra i 0 e i 16 anni, naturalmente accompagnati dai genitori, dai nonni, gratis, perfettamente gratis, e questo è anche un bel sollievo per le famiglie e ci potrà permettere anche una partecipazione più popolare. Ecco. Quali sono le modalità per iscriversi? Ci si iscrive al martedì e al giovedì presso la Curia di Chiavari nell'ufficio pellegrinaggi da me, dal sottoscritto, Don Fabio Manzino, oppure anche telefonandomi direttamente al numero che proporrete. La scuola Maria Luigia di Chiavari compie 50 anni. Sabato mattina alle 11 al Cinema Mignon ci sarà il primo di una serie di eventi pensati per celebrare questo anniversario. Un incontro pubblico in cui interverranno Dario Odifreddi e Cristiana Poggio, che sono i fondatori della Piazza dei Mestieri di Torino. Verrà presentato e distribuito il libro 50 anni di quotidiana ricerca del vero, che è stato preparato proprio per questa occasione. Nel dicembre del 1976, 11 genitori costituiscono a Chiavari una cooperativa. Vogliono creare un luogo dove educare i loro figli. Hanno un forte desiderio e trovano anche un posto, il grande immobile di via Santa Chiara, che le suore di San Vincenzo de Paoli non riuscivano più a gestire e l'IPAB, l'ente proprietario, doveva per statuto destinare ad opere educative. Nasce così la cooperativa Maria Luigia, che prende il nome dalla suora Giannellina, al secolo Caterina Argiroffo, che aveva per anni accolto giovani orfane o in difficoltà economica, offrendo loro educazione e formazione professionale. Era veramente un'avventura, perché erano questi 11 amici che avevano il desiderio di offrire ai loro figli
un certo tipo di educazione, di compagnia. Quindi è iniziata questa splendida avventura che aveva anche uno scopo sociale, nel senso che altri amici, altri genitori hanno fatto anche un'occasione per un lavoro, no? Quindi è nato proprio da questo, da un desiderio, l'esperienza della scuola? Sì, un desiderio e basta. Poi una buona dose di incoscienza e di follia. Poi eravamo spinti, sostenuti e spinti dal nostro grande Don Pino, che più di tutti ha creduto in quest'opera. Oggi la cooperativa Scuola Maria Luigia ha 53 dipendenti. Sono iscritti a scuola 282 alunne e alunni, di cui 70 rispettivamente alla scuola dell'infanzia e alla secondaria, 140 circa alla primaria. Il nostro di più è il desiderio, il bisogno di ogni ragazzo di essere guardato come unico, quindi l'importanza del guardare i ragazzi alla persona come unica, l'importanza appunto del corpo docente di lavorare insieme e poi appunto il lavoro con le famiglie, quindi il percorso con le famiglie tenute dentro nel progetto educativo per i ragazzi. La scuola propone una serie di eventi per celebrare la sua storia e per cercare di immaginare come declinare al futuro questi 50 anni di ricerca del vero, che è poi il tema scelto per accompagnare tutto questo anno scolastico. Il tema della ricerca del vero ci è sembrato, diciamo, il motto che più poteva sintetizzare in maniera efficace quello che poi ha mosso i primi. Questo è il valore, pensiamo, perlomeno è quello che a noi interessa come tensione della nostra scuola. Un posto dove dall'alunno alla famiglia, al professore, al maestro, si sappia che ognuno è un io insostituibile ed eccezionale nel suo. E insieme si cerca la verità di se stessi, del mondo, delle cose che ci circondano. Terminiamo così il nostro appuntamento settimanale con Noi Chiesa, il nostro viaggio alla scoperta della vita della diocesi di Chiavari. Grazie per averci seguito, ci rivediamo la prossima settimana.